Il sommario di questa settimana: non ci resta che scendere in piazza. Credito a Belluno meno peggio che altrove. Vettori vicepresidente regionale trasporti. Ed infine Sani in Veneto è operativo. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Di fronte ad un governo e ad un Parlamento che sanno solo inventare nuovi balzelli e scartoffie, non ci resta che scendere in piazza. È la denuncia del presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Giacomo Deon, che ha chiesto a Confartigianato di organizzare una giornata nazionale di protesta in piazza subito dopo il periodo feriale. La motivazione della richiesta è chiara. In un momento in cui sarebbero fondamentali azioni che promuovano e sostengano la crescita, Governo e Parlamento, denuncia il presidente Deon, non ascoltano le ragioni e le proposte delle piccole imprese, che dell'Italia restano il futuro migliore. Invece di darci sostegno nella battaglia che quotidianamente portiamo avanti per sostenere e per tenere aperte le nostre aziende, rimanca il presidente Deon, la fantasia dei nostri governanti per nuovi balzelli non trova mai fine. L'ultimo esempio è il DURT, il documento unico di responsabilità tributaria, è la goccia che fa traboccare il vaso. Speriamo che al Senato qualcuno ci metta la pezza, così conclude Giacomo Deon, altrimenti molte aziende saranno costrette a chiudere. Sempre meno credito alle aziende. Negli ultimi 12 mesi i prestiti bancari alle imprese sono diminuiti di 41,5 miliardi di euro, mentre sono aumentati i tassi di interesse, penalizzando particolarmente le piccole imprese con meno di 20 addetti. Confartigianato ha pubblicato in questi giorni un'analisi sull'andamento dei tassi di interesse praticati nella nostra lunga penisola, mostrando la situazione provincia per provincia. È il Sud a presentare i tassi di interesse più alti, Crotone è la provincia dove il denaro costa di più, arrivando all'8,40%, mentre Bolzano è la provincia con il tasso di interesse più basso, solo il 3,84%. Belluno si difende bene, su scala nazionale è 11ª, su scala regionale è seconda, con un tasso di interesse pari al 4,71%, benché stia salendo davvero vicino a quello praticato a Trento, provincia nostra competitor, dove è pari al 4,69%. Il bellunese Mirko Vettori è il nuovo vicepresidente vicario di Confartigianato Trasporti del Veneto. È stato eletto nei giorni scorsi in occasione del rinnovo del direttivo regionale. Affiancherà il nuovo presidente regionale della categoria, il veneziano Nazareno Ortoncelli, fino al 2015. Voltiamo pagina, è operativo da pochi giorni, esattamente da giovedì 1 agosto, il nuovo Fondo regionale per l'assistenza sanitaria integrativa, denominato Sani in Veneto, e costituito dalle associazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori, riservato ai lavoratori dell'artigianato veneto. Un approfondimento sul tema con il vicepresidente di Confartigianato Imprese Belluno e componente del Consiglio del Fondo Sani in Veneto, Dario Cavaletta, nei servizi che seguono questo telegiornale. In chiusura una scadenza, mercoledì 7 agosto scadono i termini per la presentazione delle domande per il premio Arte e Lavoro riservato alle aziende associate che nel corso dell'ultimo biennio abbiano raggiunto il traguardo dei 40 o 50 anni di attività e per quelle che sempre nell'ultimo biennio si sono distinte per interventi nel campo dell'innovazione, della ricerca, della formazione, della tutela ambientale, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della certificazione, nonché dell'imprenditoria giovanile e femminile o per l'impegno sociale e culturale degli imprenditori. Infine un saluto, con questa puntata Impresa Diretta in coincidenza dell'estate sospende la normale programmazione, dalla prossima settimana però andrà in onda sempre nello stesso orario una selezione di servizi apparsi nei mesi scorsi. La ripresa della programmazione annuale è fissata per metà settembre, anche gli uffici di Confartigianato Imprese Belluno e quelli di Finimpresa e Centro Consorzi resteranno chiusi per ferie dal 12 al 23 agosto. L'attività riprenderà lunedì 26 agosto, dalla redazione di Impresa Diretta dunque un arrivederci a metà settembre. Un accordo interconfederale ancora del 2010, di settembre del 2010, e poi i relativi contratti nazionali dell'artigianato hanno stabilito la necessità di avere un'assistenza integrativa sanitaria per i dipendenti appunto del mondo dell'artigianato. Successivamente a tale data a livello nazionale c'è stata tutta una serie di incontri per creare un fondo.
La scelta della Regione Veneto, di Confartigianato Veneto, poi appoggiata anche da CNA Veneto, Casa Artigiana Veneto e dalle forze sindacali sempre venete, hanno fatto praticamente una scelta un po' diversa, quella di creare un fondo totalmente veneto della sanità. Questo anche in funzione ai buoni risultati avuti in 25 anni dall'ente bilaterale. Questo è stato fatto appunto perché queste risorse siano più vicine al territorio, siano gestite a livello veneto e non vadano poi gestite a livello nazionale, con anche la possibilità di avere degli sprechi. Ecco, questo sostanzialmente è il punto principale. Nei prossimi giorni, o forse avrete già ricevuto delle comunicazioni in merito, le nostre aziende dovrebbero avere cominciato ad accantonare dei soldi per questa iniziativa che parte già da maggio, quindi i primi versamenti saranno relativi a maggio, giugno, luglio. Dai primi di agosto è in funzione appunto questo fondo integrativo. Nei prossimi giorni, se non l'avete già ricevuto, avrete delle comunicazioni su come opererà, su quali servizi e quali prestazioni verranno erogate per i nostri dipendenti. Il nostro intendimento è quello che questo sia solo il primo passo e in futuro di riuscire a avere queste prestazioni sanitarie anche per i titolari delle imprese, per le aziende stesse e per i familiari. Nei prossimi giorni sarà istituito anche un numero verde che comunque potrete trovare nel nostro sito di Confartigianato Imprese Belluno, e comunque tutte le informazioni potranno essere richieste comunque sempre presso la nostra sede, qualsiasi esigenza ci sia. Oggi ad Impresa Diretta un'altra storia di un giovane artigiano bellunese inserito nel settore degli autotrasporti, ma con una forte passione, quella per la scrittura. Com'è nata un po' questa passione completamente differente dal mestiere? È nata per voglia di dare un aiuto in merito a una malattia. Il primo libro è nato proprio per aiutare dei genitori in ambito di una malattia che io ho, e volevo portare, siccome ho sperimentato tantissime cose, un aiuto sotto questa forma. E da lì mi sono accorto che c'era molto da scavare e sono andato avanti e sono arrivato al quarto testo. Quarto testo che riesci a sviluppare in che maniera, avendo anche un'attività artigiana da portare avanti? Si cerca di fare nei ritagli di tempo, ma onestamente per creare si cerca sempre la solitudine della sera, quando tutti dormono, quando non ci sono rumori di fondo, si fa partire la musica, ci si mette in un angolo e si crea. Il tema allora dell'ultimo libro è la musica e l'arte, che non è un tributo vero e proprio ai suoi cantanti preferiti o alla musica preferita o agli artisti, ma è proprio un'analisi di come l'arte e la musica riescono a influenzare positivamente la nostra vita. Esatto, è un tributo al concetto di arte e musica e come plasma e ci accompagna ogni giorno da sempre. Ci sono 27 capitoli in cui analizzo un po' di tutto, si va dal ritmo primordiale in cui mi immagino il nostro avo le prime volte in cui scuote qualcosa e si accorge che può creare del suono, non per dire agli artisti dimenticati, ai tanti artisti che non hanno avuto la fortuna di giungere alla gente e sono rimasti nel limbo. Poi si va a un capitolo dedicato anche ai direttori nascosti, per cui se volete un po' quello che fate voi, per cui tutte quelle persone che nelle retrovie permettono che gli spettacoli abbiano luogo. Il suo terzo libro invece è un'analisi civica di un momento storico particolare, cioè la crisi economica che ha investito il mondo. Quanto influisce avere un hobby come la scrittura per superare momenti di crisi come questi quando si è giovani e si è titolari di impresa? Io credo che ognuno di noi, ma in primis i giovani, dovrebbero avere più coraggio di sperimentare queste cose, perché è pura libertà alla fine, non porti via nulla a nessuno, è la tua libertà, e scavi, è anche una medicina se vogliamo,
serve per ritrovare dimensioni che magari ci sono e non le percepisci, e dà anche forza mentale e fisica nel momento in cui si fa. Importante è però cercare l'onestà del gesto, cioè dovrebbe nascere sempre in un momento di pura onestà, non costruire perché gli altri gli hai sopra, isolarsi e nella solitudine ritrovare la purezza del gesto della creazione, se no a mio avviso non ha senso. Spazio Zuppani 11 è uno spazio temporaneo, è nato da un'iniziativa mia e di Flavia Azzalini per creare uno spazio a Belluno appunto temporaneo, in modo che si possano creare sia degli eventi a livello culturale, a livello sociale, degli eventi anche commerciali, perché poi nel futuro si trasformerà in temporary shop, un minimo di 3 giorni, una settimana, un mese, poi sarà tutto da vedere. E adesso siamo partiti con l'iniziativa dei giovedì dell'artigianato, che sono appunto 3 giorni dedicati ai giovani artigiani del territorio, in cui noi crediamo molto. Sono tutti molto giovani, hanno appena cominciato la loro attività, però sono già dei grandi talenti secondo noi. E il prossimo evento è a Giorgio Tollot, che è un fashion designer, è un artista, nel senso dipinge su tessuto, che può essere una tovaglia, un vestito, una borsa, qualsiasi tipo di tessuto a disposizione. Quindi diciamo, noi siamo partiti con questa iniziativa dei giovani del territorio artigiani, per poi più avanti dedicarci anche diciamo, al business, nel senso che le attività commerciali, artigiane del territorio bellunese, e non, perché la nostra idea è di portare comunque anche realtà da fuori, quindi creare a Belluno un ponte con attività anche internazionali o comunque tipo di negozi che qui magari al momento non ci sono, e li portiamo qua temporaneamente. Questa è un po' tutta l'idea che sta dietro Spazio Zuppani 11, quindi diciamo un posto stimolante, innovativo e comunque che è legato al territorio, perché ci piace l'idea che appunto si parta dal territorio con i nostri artigiani. La collezione è una collezione di abbigliamento maschile e femminile, si chiama Postcard from Italy perché l'ispirazione è nata da delle cartoline che ho trovato in un cassetto vecchio dei nonni materni, e da lì sono partito a livello cromatico, quindi queste cartoline invecchiate, ingiallite, con colori beige ma sulla polvere muffa, e poi sono andato via via discorrendo nella ricerca tematica. Ho ritrovato tutte le silhouette degli abiti antichi, ricercando appunto fotografie sia dei miei parenti che fotografie antiche, e ricalcando le foto proprio dell'abbigliamento antico e dell'epoca. Ho iniziato a lavorare sulla sovrapposizione di vari livelli con dei tagli a forma d'arco, sesto acuto, arco tutto sesto, che erano insediamenti appunto che ritroviamo nell'architettura dei miei paesaggi, dei paesaggi nativi dove sono nato, e quindi l'architettura del mio paesaggio si è tramutata in abbigliamento, in un macro patchwork che andava a comporre i miei capi. In chiusura di Impresa Diretta ricordiamo il numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201, ricordandovi che Impresa Diretta torna appunto dopo la pausa estiva a metà settembre, ma non sospendendo la programmazione come anticipatamente già detto, ma promuovendo gli artigiani attraverso una selezione dei servizi già andati in onda nei mesi scorsi, servizi che trovate anche nel canale YouTube Confartigianato Imprese Belluno. Grazie per averci seguito.